Dentro fuori, tutto o niente, sfida di grande importanza per i padroni di casa che potrebbero conquistare la matematica salvezza all'ultima giornata di campionato. Vietato fallire. Eccellenza, Voltrese Rivasamba, benvenuti. La Voltrese parte subito forte, palla Boggiano che lascia partire lo shoot, palo Cardillo, non aggancia, inizio veramente super per i giallo-blu. Succede poco e nulla sino al 33esimo, ancora Boggiano dal fondo per Cardillo che non sbaglia! Padroni di casa in vantaggio grazie alla super coppia Boggiano-Cardillo ed è 1-0. Comincia il secondo tempo e sono gli ospiti a rendersi pericolosi. Palla Baudinelli che tenta il pallonetto, ma Ivaldi in 2 tempi salva il risultato. 64esimo, la svolta, palla Boggiano che si invola, è molto decentrato ma lascia partire lo shoot che si insacca, grandissimo gol di Boggiano, vera e propria prodezza tecnica, ora è 2-0 per la Voltrese. 80esimo, punizione per il Rivasamba, parte Baudinelli, palla alta, poteva riaprire la partita. Un minuto dopo Scatassi sulla sinistra, mette al centro, velo ma siciliano, non ci arriva per un pelo. 90esimo, Baudinelli al limite dell'area, si gira, ma Ivaldi attento e para, negandogli il gol. La Voltrese vince, convince e porta a casa 3 punti veramente fondamentali.